Gianluigi Ilario, complimenti perché avete battuto un grande tempio. Tu dirai nel primo tempo cosa vi ha fatto soffrire questa squadra, nella ripresa una grande Iglesias, 1-0, il tempio in 10, 2-0, il tempio in 9, è finita in trionfo, potevate anche dilagare. Sì, diciamo che il loro atteggiamento è stato subito di pressarci alto, avevano veramente gamba e per noi è stato proprio complicato i primi 10-15 minuti, magari anche a giocare su quello che possiamo giocare, Certo. diciamo, sul terreno di gioco, però alla fine alla lunga siamo riusciti a sbloccare il risultato, poi a magari raddoppiare, triplicare non siamo riusciti con varie occasioni e poi il rigore di Fabrizio ha concluso tutto. Senti, hai detto bene, nel primo tempo la squadra, il Tempio forse è stata quella che vi ha fatto più soffrire, nel senso tra le grandi, proprio perché abituato probabilmente all'erba naturale, giocava la palla tranquillamente da dietro e vi pressava alto come hai detto tu. Sì, è così. Siamo entrati un po' in difficoltà, poi alla fine il mister ci ha dato un assestamento giusto, siamo usciti fuori come ho detto prima e alla fine con un risultato sbloccato magari è stato più facile cercare la profondità, farli espellere, poi il resto è venuto da sé. Gianluigi, l'azione del rigore nasce da un bel cambio gioco di Alvarenga, hai fatto uno strepitoso stop al volo, ti sei presentato davanti al portiere e lì hai subito poi il fallo perché stavi andando a chiuderlo. Sì, alla fine dopo il controllo ho pensato subito a andare di fronte alla porta, però alla fine magari ho perso l'attimo per calciare. Il terreno di gioco non è che ci aiuta tantissimo, magari in un sintetico sei riuscito a calciare prima, però alla fine è andata bene così perché poi il rigore l'ha trasformato Fabrizio e è andata bene. Tra l'altro con uno stop del genere meritavi di battere il rigore. No, Fabio mi aveva fatto un grande cambio gioco, quindi è giusto che l'abbia calciato lui e poi lui è disegnato a calciarlo e siamo già allenati assieme il venerdì e va bene così, siamo contenti tutti. Tra l'altro aveva sbagliato un gol incredibile poco prima, a porta vuota, ha No, calciato di e forza. poteva fare doppietta magari col rigore. Senti, che prospettive si aprono adesso? Perché intanto avete archiviato la salvezza che non è sempre scontato in un campionato così difficile. Blindate questo quinto posto, l'Ossese vince, però intanto avete preso 3 punti al Tempio, dovete andare a recuperare una posizione e ridurre lo svantaggio. Sì, vabbè, noi stiamo giocando a parità domenica dopo domenica. Ripeto, come ho detto anche nella precedente intervista, magari se avessimo fatto quei punti al girone d'andata saremmo un po' più in alto in classifica, però per ora, visto che adesso mancano 5 partite, va bene così e cerchiamo domenica dopo domenica di dimostrare quello che stiamo facendo. Al Monteponi l'Iglesias vale le prime 4 Sì, qua alla fine siamo da 2 anni a questa parte che riusciamo a battere le concorrenti che sono davanti e non lo so, l'aria del Monteponi fa bene e quindi siamo contenti. In tribuna si chiedevano quando segni in casa perché fai gol fuori e poi qua... Ormai se sto gol non sta arrivando, però alla fine questi 3 punti valgono come più di un gol fatto, quindi sono contento. Grazie Gianluigi, Grazie a te. complimenti e in bocca al Grazie. lupo.